parola che può capire chi ti va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, per la rubrica Siciliani all'estero, quest'oggi siamo in compagnia di Filippo, che in questo momento è in collegamento con Skype da Parigi. Ciao Filippo! Ciao a tutti! Filippo quest'oggi ci spiegherà un pochettino tutte quelle che sono state le sue trafile per potersi trasferire a Parigi e per dare così delle dritte a tutti coloro che hanno già avuto questa intenzione di volersi trasferire. Ecco, quali sono i primi step? Io la prima cosa che ho fatto è ho iniziato a cercare un lavoro, perché so che è importante e dall'Italia ho iniziato a inviare dei curriculum, quindi rifare il mio curriculum in lingua, perché in Francia è necessario parlare il francese, per loro è abbastanza importante. Quindi la prima cosa è un po' guardare nei siti internet, ne ho inviati vari e ho fatto dei vai e vieni con Parigi per fare dei colloqui di lavoro. Quando sono arrivato a Parigi, poi all'inizio ero alloggiato a casa di un'amica, perché l'alloggio è un problema purtroppo per tanti motivi. Diciamo che l'alloggio per Parigi ha bisogno di tante, come dicono qui, démarche, bisogna veramente avere una specie di dossier che all'inizio non è abbastanza facile. Quindi la prima settimana sono stato a casa di un'amica che mi ha un po' aiutato, che ho avuto poi il lavoro. Quindi una volta che avevo il lavoro, il problema principale era trovare casa. Allora, le prime cose io ho iniziato a guardare gli annunci e così via. Però non è così semplice, perché purtroppo sono coperti da tante leggi che praticamente hanno paura di affittare case e non essere pagati, cioè io li capisco anche, quindi alla fine è bene avere qualcuno qui che ti aiuta e ti sostiene, quindi una specie di garante che loro dicono. Arrivare così da soli e sprovveduti non è facilissimo. Quindi diciamolo, ecco, non vi avventurate, perché Parigi non è bellissima, ma non è così semplice. Esistono dei centri per l'impiego, un po' come funziona a Londra, dove tu ti puoi presentare? Sì, però è un po' meno facile che nei paesi anglofoni, quindi Londra, cioè non è così facile trovare lavoro come trovarlo a Londra, che qua ti chiedono sempre dei diplomi. Vogliono sempre un diploma, anche se i diplomi europei sono riconosciuti, loro prediligono un diploma francese, questo senza dubbio. Poi per gli stranieri, punto in più, parliamo un'altra lingua, che per loro è utile. Comunque per loro è utilissimo l'inglese, come sempre, e il francese, questo è necessario. Poi se ne è un altro, ovviamente io l'italiano ancora meglio. Ok. Il problema principale è stato che all'inizio non lo sapevo neanche la copertura a livello della malattia, come chiamano qua la carte vitale, sarebbe la nostra tessera sanitaria, diciamo. La verità è che loro ovviamente non vogliono una tessera straniera, però per avere la tessera francese deve avere un lavoro. E all'inizio non sapevo neanche dove farlo, e anche loro francesi non te lo sanno dire, perché come in Italia loro la ricevono a casa, essendo cittadini francesi, senza bisogno di fare automaticamente. Ho dovuto cercare la cassa mutua, come si dice, del mio arrondissement. In questo bisogna andare lì e bisogna presentare delle carte che loro ti dicono, tra cui carta d'identità. Allora io consiglio meglio il passaporto che le carte d'identità. Perché siete in due, perché in Inghilterra è la stessa cosa, quei ragazzi mi hanno detto. Strane, le carte d'identità italiane, ma non ha un altro documento, meglio il passaporto. Altra cosa, tu vivi esattamente dove? In quale arrondissement? 18esimo, sarebbe Montmartre. Se tu dovessi suggerire delle zone dove per esempio non trovare casa, sì. Ci sono dei quartieri ovviamente a Parigi che sconsiglio, effettivamente chi arriva a Parigi non lo sa. Praticamente io consiglio ovviamente fino a, per esempio il 18esimo, è quello dove vivo io,
Dipende dalle zone, perché ci sono zone buone, che è quella dove sto io, quindi Montmartre è ottima, e poi ci sono alcuni posti limitrofi, quelli vicino come si chiama, al municipio. Io sconsiglio il 20°, sconsiglio il 19°, e poi sconsiglio effettivamente quelli lontani, cioè tipo il 15, 13, poi dipende comunque questo qua. C'è da dire che anche comunque a livello di mezzi di trasporto Parigi, diciamo, è servitissima, quindi anche decidendo magari di voler abitare in un paesino vicino, dico, si potrebbe anche fare. Sono tante persone che hanno fatto questa scelta di andare ai paesi limitrofi, anche quelli bisogna scegliere di bene. Ecco, abbiamo parlato di mezzi di trasporto, come ci si muove a Parigi? Per chi decide di non avere l'auto, per esempio. In questo senso non c'è alcun problema, è una città servita benissimo, la metropolitana funziona benissimo per uno straniero. Quanto costa andare in metro? Allora, un abbonamento mensile costa 70€ circa, 71 mi pare, perché poi cambiano sempre. Ora hanno fatto un pass unico che si chiama Pass Navigo, che quindi è servita, cioè serve tutto, tranne penso che non siano coperti gli aeroporti, che questi hanno un biglietto a parte. Pregi e difetti di Parigi. Lo positivo è che ci sono tante cose da fare, è una città che offre tanto, una città ricca di organizzazioni, di mostre, di teatri. Questo ovviamente è il lato positivo. Il lato negativo è ovviamente che la città è cara, qualsiasi cosa costa, quindi bisogna fare attenzione alle spese, bisogna fare attenzione alle uscite, e poi diciamo a livello burocratico non è una delle città più semplici, perché diciamo che è un paese latino, un po' come l'Italia, la Spagna. Io ritornando al lavoro, quando ho trovato lavoro, ovviamente in Francia deve avere un conto bancario francese, quindi per avere un conto bancario deve avere un lavoro, per avere un lavoro deve avere un conto bancario. Clima, parliamo del clima di Parigi. Gli inverni sono freddini, ho detto, poi dipende dagli anni. Però ovviamente sono più freddi della Sicilia, negli ultimi 3-4 anni, devo dire la verità, non c'è stato tanto freddo. Le estati invece non sono caldissime, al massimo fare veramente caldo 1-2 settimane. Consigliamo infatti chi sente freddo invece, perché possiamo dire tranquillamente che Parigi è tutto riscaldato, ovunque tu vada è tutto riscaldato. Esatto, infatti le case sono riscaldate, tutti i negozi sono riscaldati, i trasporti pubblici sono riscaldati, compresi gli autobus, quindi non c'è freddo. Io ringrazio Filippo per essere stato in nostra compagnia e ti do appuntamento presto. Va bene, quando vuoi. Ciao! Ciao!